Erano le 6 quando in via Signoria ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche un ciclista proveniente dal centro del paese è stato travolto all'altezza di questo incrocio da un'auto che si è data alla fuga. Sull'asfalto i segni dell'incidente sono ben visibili. L'uomo è stato sbalzato finendo dal lato opposto della carreggiata. Immediati sono scattati i soccorsi. Il ciclista è stato trasportato dai sanitari del SUEM 118 in ospedale a Campo San Piero. Ferito, non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono condotte dai carabinieri del radiomobile di Cittadella. Le forze dell'ordine stanno esaminando le immagini di tutte le telecamere della zona in collaborazione con la Federazione della Polizia Locale del Campo San Pierese. Poche le auto in giro a quell'ora, il cerchio potrebbe presto stringersi. Un lungo rettilineo via Signoria dove purtroppo spesso si corre troppo, raccontano i residenti. Su quello stop lì sono successi altri morti. Corrono veramente forte e io non ho mai visto vigili su questa strada.